In acqua con l'ultima batteria, ancora una volta con un atleta al primo anno di categoria, ovvero 2006, Sara Flavia Strimb, Hydros. Ritroviamo in acqua dopo aver nuotato in precedenza la prova dei 50 stile libero, quindi secondo impegno mattutino per lei. Passaggio di metà gara a 1:08 e 48. Era stato 1:9 netto quello di Anna Porcari, quindi virtualmente al comando dopo le prime 4 vasche. Intanto presentiamo quella che è la prossima gara, ovvero i 200 d'orso al maschile anno 2005. Riccardo Argento alla 1, Matteo Mainardi alla 2, Tazio Bonelli Fuchs alla 3, Albert Gabriel Coiano alla 4, Raffaele Ferracino in 5, Nicolò Gallina alla 6, Alessandro Pavan alla 7. Questa è la composizione della prima batteria, delle 2 previste soltanto. Intanto Sara Strimb 37,91 i suoi terzi 50, nessun problema per entrare nella finale. Lotta aperta invece alle sue spalle con la Rigoni e la Tasca, caccia del pass per nuotare nel pomeriggio. Il tempo migliore 2:20,89 che non verrà battuto, quindi Sara Flavia Strimb 2:24,18 si piazza in seconda posizione generale. Vediamo anche le altre. Vanessa Rigoni con 2:29,05 è quarta, Aurora Tasca con 2:30,91 è settima, quindi pass anche per lei. A breve il riepilogo generale, dopo le conferme da parte dei giudici si prosegue con la prima del 2005.